Allora, vi ricordo che voi potete contattarci o attraverso il telefono che è in sovraimpressione 0422 796 732. Questa mattina abbiamo con noi, l'avete visto, il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Paolo Scarpa. Parleremo di Vinitaly da qui a poco, però visto che abbiamo parlato di Portogruaro, c'è una domanda che mi arriva tramite Facebook, adesso vado a ripigliarla, se togliamo poi, mentre lo scorro finché la posizione viene il mal di testa al nostro pubblico. Allora c'è Stefano Zanet, Sì. che mi dice: vorrei conoscere dal senatore Scarpa le sue prime impressioni sul nuovo vescovo della diocesi di Concordia Pordenone, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Pellegrini, che ieri nella cattedrale Santo Stefano in Concordia Sagittaria, adesso non so di quando fosse, No, ieri mattina. ha ricevuto il pastorale dal suo predecessore. Quindi io vorrei accontentare questo telespettatore e fornirgli la sua opinione Ma io ieri ero assieme alla cittadinanza del Veneto Orientale, assieme ai sindaci, assieme alla popolazione nostra, assieme a tutti i sacerdoti della zona, ad accogliere nella chiesa di... Infatti, te lo dico che lo hanno anche scritto in questo video che sta scorrendo. Sì, nella nostra cattedrale di Santo Stefano di Concordia, che è la cattedrale della diocesi di Concordia, Pordenone, io voglio dire anche Portogruaro, perché a Portogruaro c'è un Duomo ed è stata sede del vescovo per tanti anni, il nostro nuovo vescovo. E a me ha fatto l'impressione di... È lei questo, dall'immagine proprio lei ieri credo. Sì, che arrivo in Colto in chiesa. diretta. In chiesa. No, guardi, io le posso dire che ho avuto un'impressione straordinaria, avevo letto parecchio del nuovo vescovo, la sua biografia, quello che aveva fatto come vicario generale a Verona, e ho avuto l'impressione di un giovane, perché un giovane vescovo a 56-57 anni, dotato di straordinaria concretezza, umanità e voglia di fare bene in mezzo alla gente. Mi ha fatto un'impressione veramente straordinaria e spero di avere con lui, anzi sono certo, un rapporto filiale, devoto e molto collaborativo. Filiale. Filiale, perché per chi è parte della Chiesa, io sono, per quanto un peccatore, sono un laico di Chiesa, per me naturalmente il mio vescovo è il mio padre nella diocesi. Sto guardando che c'è questo nostro telespettatore che è appassionatissimo di video e non so se quest'altro video che... Tra l'altro ha visto lo stemma, ha fatto uno stemma bellissimo il nuovo vescovo. Perché in questo stemma per il suo stemma personale. Lo stemma del vescovo, sì, ogni vescovo ha il suo stemma, che significa un po' cosa vuol fare. Allora lì ci sono i due fiumi, tra Livenza e Tagliamento, Veneto Orientale, c'è la montagna per la nostra diocesi. Cerchiamo di farlo rivedere dall'inizio, allora, perché se questo stemma si vede all'inizio, Sì, se velocemente lo facciamo vedere, è qua. Guarda. Ma è indicativo della... Facciamo vedere per favore. È indicativo di come vuole interpretare la sua missione. A me almeno è sembrato questo. Vede? Allora ci sono le montagne, perché la nostra diocesi inizia a Longarone, in quella zona lì, viene giù per la Valcellina, poi c'è la pianura veneta, i due fiumi, Livenza e Tagliamento, e quindi questa realtà che si situa soprattutto tra questi due fiumi, il mare, perché arriva fino a quasi a Caorle, la conchiglia e il bastone di pastorale, quindi pastore nel territorio. E ha fatto un discorso di grandissima semplicità, ma è entrato nel cuore della gente, ne sono convinto, e è iniziato veramente col piede migliore.